Il Pluvium Ploaghe batte 1-0 il Baia Sardigna nel big match della quinta giornata del girone D di prima categoria e diventa la prima inseguitrice dell'Imbara, che domenica prossima affronterà nel derby gallurese la squadra di Salvatore Cubeddu. La partita è stata decisa da una rete di Agostino Meloni, sempre più protagonista in questo primo scorcio di torneo, con 5 gol all'attivo in altrettante partite. Il Pluvium ha fatto più degli avversari e ha meritato i 3 punti, come ha riconosciuto sportivamente a fine gara l'attaccante ospite Roberto Vacca. Il Baia Sardigna non si è espresso su altissimi livelli e ha pagato caro una delle comunque poche occasioni che la difesa ha concesso al Ploaghe. La velocità e la forza fisica di Meloni hanno messo seriamente in difficoltà la retroguardia ospite, ma occasioni clamorose se ne sono viste davvero poche. Nel primo tempo a provarci sono soprattutto i centrocampisti. A Marche, che calcia al lato dalla distanza, risponde Figus, ma la sua punizione è troppo lontana dalla porta di Mossa. Poi sale in cattedra Muglia, che dopo una bella finta riesce a liberarsi di Moltineddu, ma il suo destro angolato viene intercettato da Addis. L'occasione più limpida del primo tempo per il Pluvium capita sui piedi di Cossu, che dopo un'azione di sfondamento di Meloni calcia al volo dal vertice dell'area piccola ma non inquadra la porta. Il Pluvium insiste e spinge anche con i terzini. In questa occasione è Marco Masala ad impegnare severamente Addis, che si rifugia in calcio d'angolo. Il Baia Sardigna sembra inerme, ma in chiusura di primo tempo Pisano viene lanciato in profondità e si presenta tu per tu con Mossa, ma calcia all'atto. Poteva essere davvero il vantaggio beffa per il Baia Sardigna. La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo e il Pluvium si ripropone subito in avanti alla ricerca del vantaggio, che arriva dopo 10 minuti, con Agostino Meloni che di sinistro, dall'altezza del dischetto, mette dentro la palla dell'1-0. La gioia per la rete costa al bomber il giallo, perché nell'esultanza leva la maglia. Il Baia Sardigna cerca di riprendersi, ma non riesce ad imbastire un'azione pericolosa a palla a terra. L'unico a provarci seriamente è Roberto Vacca, che viene steso in area di rigore, ma per l'arbitro non c'è contatto tale da decretare la massima punizione. Il tecnico ospite Salvatore Cubeddu spera nelle punizioni di Figus, che dalla distanza non impensieriscono Mossa, che prima è pronto in uscita alta, e poi segue con lo sguardo il pallone che si perde a fondo campo. E l'ultima occasione, se così si può definire, Pluvium Ploaghe batte Baia Sardigna 1-0.